Scoprire l'entroterra di Caorle significa scoprire la storia, la cultura ed i sapori del Veneto. Oggi partiamo dalla splendida cittadina veneziana e dal suo centro storico per scoprire in bicicletta i numerosi percorsi ciclabili che si snodano nella campagna a cavallo tra la laguna, i fiumi Lemene e Livenza. Buongiorno Alessandra Zusso, assessore al turismo del comune di Caorle. Io mi sono fatto una bella biciclettata, ma l'offerta di Caorle è varia, oltre alla spiaggia, tanto altro. Certo, Caorle, siamo un borgo storico sul mare, come vedete insomma da questo bellissimo rio richiamiamo subito l'antica nostra Venezia, la sorella maggiore di Venezia, e oltre al mare, come dicevi bene tu, offriamo molto altro, stiamo lavorando molto bene sull'enogastronomia, abbiamo un progetto che si chiama Gusta Caorle, che lo stiamo portando in giro per tutta l'Europa nell'inverno, insomma nelle fiere turistiche che facciamo. Puntiamo a diventare meta gourmet dell'Alto Adriatico, avendo ancora una flotta peschereccia molto ricca, avendo un mercato del pesce comunale, dove tutti i pomeriggi i nostri pescatori portano il pesce, possiamo davvero dire di avere un prodotto ittico a chilometro zero e di eccellenza, che è il prodotto che assaggiamo su tutti i ristoranti della nostra Caorle, e quindi cerchiamo di valorizzare questo che è il prodotto tipico nostro, oltre dopo ad avere molti prodotti insomma dell'entroterra, però sul mercato dell'enogastronomia stiamo valorizzando molto il prodotto. Si parla molto di vacanza attiva, un esempio è quella della bici, però si possono sfruttare le stesse piste ciclabili, la rete di sentieri che porta i casoni anche a piedi. Ma assolutamente sì, tra l'altro ecco, l'offerta dello slow turismo che offriamo è molto ampia, perché anche quest'anno abbiamo 34 nuovi chilometri di piste ciclabili nel diretto entroterra, quindi in un'azienda agricola qua vicino, l'azienda Cacorniani, dove si possono eventualmente anche degustare alcuni prodotti piuttosto che dei vini, e dove si può anche vedere come erano strutturate le nostre aziende agricole di una volta. Tu accennavi ai casoni, anche quello è un percorso bellissimo, molto suggestivo, e si vedono appunto questi questi capanni dove i nostri pescatori d'inverno si riparavano, quando non pescavano in mare, pescavano in laguna, e queste erano le loro case, i loro ripari, i loro magazzini. Per cui insomma si vive all'aria aperta, ma si respira molto questa storia e questa tradizione. Storia, cultura, enogastronomia e anche benessere, cosa si può Assolutamente volere di sì. più se non invitare i nostri amici da casa a scoprire tutte queste Beh, cose. è assolutamente fondamentale venire a scoprire la nostra Caorle, venire in vacanza a trascorrere qualche giorno a Caorle, perché ripeto, l'offerta è davvero varia, oltre al mare e alla spiaggia c'è davvero tanto in cui sbizzarrirsi, in cui perdersi e gustare anche. Grazie Alessandra Zusso, io proseguo il mio Grazie a percorso. te e buon Grazie. viaggio, ciao! Una meraviglia nella laguna di Caorle questi casoni. Sandro Bozza, Casone Grottolo, qual è, come nascono queste costruzioni tipiche della laguna di Caorle? I casoni hanno una storia, c'è dietro la nostra cultura, proprio la nostra storia risalgono a secoli e secoli indietro nel tempo. Allora, il tetto intanto lo diciamo subito, io avevo fatto un errore, prima avevo detto è fatto di paglia, non è vero. Non è vero, è falasco, canna, si dice canna in dialetto veneto, no? Ma è fatto da casonanti, quindi è tutta intrecciata. C'era tutta un'arte, c'erano delle squadre che si occupavano di costruire proprio purtroppo, questi edifici.
diciamo ce ne sono rimasti pochissimi, e il più giovane avrà forse qualche anno anche più di me. Qua si fa proprio la visita tutti i giorni, gratuita a chiunque, 9-11 la mattina, a chiunque passa, divulgazione della pesca, insegno ai nostri ospiti come si mangia e che tipo di pesce che produciamo noi, e quindi è proprio uno degli obblighi che ho io verso queste autorizzazioni, la divulgazione della pesca, le stagionalità e quant'altro, insomma sempre è un nesso con la pesca proprio. Un tempo però queste erano le case dei pescatori, era Sì, dove non- vivevano quasi tutto l'anno. Non di tutti, in una parte avevano anche la casa in centro e una parte purtroppo ci vivevano tutto l'anno, ma non a questi livelli. La terra battuta e 4 dita di fuorigine con un'unica finestrella Quindi pensiamo com'erano gli inverni anche da passare qui in laguna con la laguna ghiacciata. Era una vita eccetera. dura sicuramente. Io ho avuto la fortuna di girare un po' il mondo, ma non ho mai trovato qualcosa del genere. Sicuramente qui ci sono più di 1000 anni di storia. Prima di diventare la grande Serenissima, qui a Caole attingeva dai pescatori, dai selvaggi, la manodopera, guerrieri, quindi la Serenissima ha fatto storia. La Serenissima è nata qui. Sì, ma certamente sì. Grazie Sandro Bozza, Casone Grottolo, io continuo la mia esplorazione qui a Caorle. Bellissimo navigare lungo la Livenza con un comandante come Davide Lucchetta, che saluto. Allora, Davide, il vostro servizio è sostenibile perché queste sono delle barche elettriche. Esatto, la nostra idea è di un turismo slow e ecosostenibile. Infatti, come possiamo vedere, a bordo abbiamo anche una bicicletta, perché in queste zone qui, oltre al fiume, la navigazione con la barca elettrica cioè a zero impatto ambientale, ci sono anche diverse piste ciclabili qui nella zona. Infatti si possono fare degli anelli, delle accoppiate bici e barca per un turismo diverso, lento e vicino alla natura. È una barca che non richiede grandi capacità di guida e non è richiesta una patente nautica o cose così, perché ha un motore elettrico, come abbiamo detto, che rientra nei termini in cui non è necessaria la patente nautica per guidarlo. È un turismo sempre lento e quindi è anche molto facile e maneggevole. Bici e barca è possibile ed è una meraviglia lungo la Livenza, poi vedete che la barca la possono portare tutti, no Davide Lucchetta? Esatto. Lo dicevamo prima. E la Livenza vuol dire anche una manifestazione enogastronomica molto importante che coinvolge tanti ristoranti lungo il corso del fiume. Lungo il corso del Livenza e nelle aree limitrofi c'è in corso una campagna gastronomica con un'eccellenza di queste zone che è il Bisat,
Tra l'altro stiamo vedendo anche una delle tipiche bilance. Esatto, adesso passiamo sotto una bilanza che è dei pescatori delle zone qui che quando pescano il bisat poi riforniscono anche i ristoranti per fare questo evento gastronomico. Allora ci godiamo la navigazione, Davide Lucchetta. Sì. Sindaco Gianni Geretto, siamo a Torre di Mosto. Benvenuto, il nostro viaggio sulle ciclabili di Caorle dell'Adriatico prosegue. Allora, Torre di Mosto è un crocevia veramente in cui si intersecano le varie strade e tra l'altro c'è la possibilità di caricare le bici sulla barca avendo la Livenza vicino. Sì, intanto mi fa piacere che anche lei sia arrivato in bicicletta come centinaia di turisti che tutti i giorni passano di qua e sostano in questo nostro bel paese. Sì, un crocevia a Torre di Mosto perché collega le vie che arrivano dal Motense, dallo Pitergino, da Ceggia e via, passano di qua per andare sia verso Caorle sia verso Eraclea e Eraclea Mare. Abbiamo un territorio che offre tantissimo sia dal punto di vista ciclistico con le varie piste ciclopedonali che ci sono. Stiamo facendo un grossissimo investimento, non solo noi, con la navigabilità del fiume Livenza e del fiume Brianne, quindi venire qui a Torre di Mosto e visitare il nostro territorio vuol dire ammirare, sentire i profumi delle nostre terre, vedere i nostri meravigliosi paesaggi, i nostri musei. Abbiamo un museo del paesaggio nella località di Boccafossa che è riconosciuto a livello regionale e abbiamo visitatori che arrivano da tutto il Veneto. Quindi diverse cose da vedere, non solo campagna, ma abbiamo la possibilità di sentire i nostri profumi, di vedere quello che ammirare i tramonti lungo i fiumi, navigare appunto la Livenza e il Brianne e soprattutto fermarsi a degustare questi nostri piatti eccellenti. Il principe è l'anguilla, ma poi chiaramente c'è tutto il resto che gira attorno. Io mi fermerei volentieri, ma devo proseguire il mio viaggio. Grazie Gianni Geretto, sindaco di Torre di Mosto. Buon proseguimento. A presto! Scriveva Ernest Hemingway: è andando in bicicletta che impari meglio i contorni di un paese, perché devi sudare sulle colline e andare giù a ruota libera nelle discese. In questo modo te le ricordi come sono veramente, mentre in automobile ti restano impresse solo le colline più alte e non hai un ricordo tanto accurato del paese che hai attraversato in macchina come ce l'hai passandoci in bicicletta.